dare delle motivazioni. È vero che questo progetto di legge ha più che altro una finalità mediatica e la sua approvazione non farà assolutamente istituire né la leva né il servizio di protezione civile volontario, come è vero anche il contrario, cioè non è che sopprimendo l'articolo 1 si evita questo, perché tutta la discussione verrà demandata appunto al Parlamento qualora si rompesse quella tradizione per cui finora nessuna proposta di legge statale di iniziativa regionale è mai stata discussa dal Parlamento. Quindi non mi straccerò le vesti se questo progetto di legge verrà licenziato da questo Consiglio. Io nel mio piccolo però ho cercato di dare un senso a queste ore che stiamo spendendo qua e ho cercato di fare l'unica cosa che ho trovato potesse avere un senso appunto per discutere qua dentro, di aggiungere un pezzettino che potesse appunto dare un minimo di senso a questa discussione. Il pezzettino che io vorrei aggiungere in questo progetto di legge appunto va a salvaguardare esattamente quello che ha appena detto il collega Sinigallia, cioè la prima riga fino arrivando al servizio civile, chi è che non la condivide di appunto imprimere i valori di solidarietà, di collaborazione tra i cittadini. Tutto giustissimo, quelle situazioni che descriveva l'assessore Bottacin, io le condivido quasi in toto, non è possibile appunto che ci siano dei cittadini che si trovino in balia degli eventi e magari avrebbero sia le caratteristiche fisiche eccetera per essere loro in prima linea qualora nelle loro appunto abitazioni accadesse qualcosa di spiacevole. Però non ritengo che la strada né del servizio civile né tantomeno di quello militare obbligatorio sia la risposta più giusta da dare e mi rivolgo in particolare all'assessore Bottacin che durante il suo appunto percorso come assessorato ha fatto più volte visita all'interno delle scuole. Per quello io gli dico, se quelle visite hanno appunto riscosso una soddisfazione sia a livello personale ma sia appunto nelle finalità che si prefiggono questi incontri con i bambini, cioè cercare di trasmettere a loro cosa fa la protezione civile, cosa serve e cosa è giusto fare. Allora andate a inserire in questo progetto di legge, come vi suggerisco, in 2 emendamenti, poi ce ne sono altri 2 perché bisogna aggiungere la normativa finanziaria e dare un senso temporale a queste proposte. Andiamo ad aggiungere anche quella parte relativa al percorso di studi, quello sì, veramente obbligatorio e necessario che devono fare i nostri cittadini per definirsi proprio cittadini. Nel periodo scolastico, ripeto, appunto obbligatorio, andiamo a far conoscere a questi ragazzini più o meno giovani cosa fa la protezione civile, cosa fanno i vigili del fuoco, cosa fa la polizia stradale, le guardie forestali e quant'altro. In questo modo, così secondo me, possiamo trasmettere quei valori e quelle conoscenze che poi si porteranno per tutta la loro vita, perché le cose che io ho imparato da bambino, veramente come tutti credo, ce le portiamo fino al giorno della nostra fine, cioè rimarranno indelebili dentro di noi, quindi quello secondo me è il momento più opportuno per trasmettere quei valori e quelle conoscenze che poi faranno bagaglio culturale per avere dei cittadini che, ripeto, non saranno più in balia degli eventi, ma potranno mettersi in gioco in prima persona qualora dovesse succedere qualcosa. E avremo anche un secondo effetto. Quando andiamo a incontrare dei bambini o dei ragazzini più o meno giovani, poi questo potrebbe essere loro da stimolo per entrare poi quando avranno l'età e le caratteristiche per entrare magari dentro le forze di polizia, dentro le guardie forestali, dentro il personale sanitario, che è utilissimo anche conoscere le prime conoscenze per intervenire nel primo soccorso. Quelle sono le cose utili da fare a mio avviso, quindi vi invito come maggioranza a rivedere sulla posizione sugli emendamenti che avete accolto. Erika Baldin, prego.